Il tema dei vaccini divide l'opinione pubblica e le tensioni sociali iniziano a farsi sentire, ma il governatore Luca Zaia lancia un appello ai veneti. Io penso che ci siano innumerevoli purtroppo informazioni che tempestano i cittadini rispetto al pericolo di farsi il vaccino o quant'altro, però vorrei ricordare che in Veneto l'80% dei veneti si è vaccinato o si sta vaccinando, supereremo sicuramente questo valore, abbiamo fatto più di 6 milioni e 200 mila vaccinazioni fino a questo momento e se oggi il virus non sta riempiendo gli ospedali come prima è grazie ai vaccinati. Molte delle posizioni di chi non vuol farsi vaccinare sembrano essere legate alla paura di quel che può essere inoculato nel nostro organismo. La paura è un sentimento umano, quindi io non biasimo nessuno e rispetto le idee anche di chi non si vuole vaccinare. Però è certo che è innegabile che oggi l'80% dei ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati. È notizia di qualche giorno fa purtroppo della morte, della scomparsa di un ragazzo di 39 anni in terapia intensiva da 4 giorni non vaccinato. E nelle corsie abbiamo almeno il 70% di persone non vaccinate. Questo per dire che comunque il vaccino il suo effetto lo sta facendo. E ora si sta aprendo un fronte anche sul consenso informato che molti si rifiutano di firmare. Io il consenso informato l'ho firmato, in tutta verità se cominciamo a pignolare dobbiamo partire dall'aspirina e andare in su, perché comunque ci sono controindicazioni, effetti collaterali, effetti avversi un po' su tutti i farmaci. Ricordo che il vaccino è un farmaco come tutti gli altri, però se oggi non c'è più la poliomielite è perché tutti noi abbiamo dato il nostro braccio, almeno la mia generazione si è fatto fare l'antipolio.